Il Mantova Calcio, il primo è il primo anno di esordienti che ho fatto, quindi eravamo andati là in tanti ragazzi giovani e ragazzini e è stato l'inizio della mia avventura là e quindi la ricordo sempre con affetto. Il primo ricordo parte dal Virgilio, la squadra del mio paese dove giocavo, quindi sicuramente parte da lì. I primi calci, le prime partite, i primi gol, sono bei ricordi. E vabbè, per me è una partita sempre particolare perché è la squadra dove sono cresciuto, la squadra della mia città dove vivo tuttora, quindi per me sempre ricordi particolari e belli. Ma non c'è stato un momento preciso, però sicuramente è stata un'escalation di momenti, dal passaggio in prima squadra a Mantova, al primo contratto, ai primi gol, alla prima stagione in prestito dove ho fatto bene. Insomma, è stata tutta una serie di cose. Poi in questo lavoro sicuramente di certezze non ne hai mai, devi sempre dimostrare ogni anno, ogni domenica, quindi devi entrare in quest'ottica per cercare di far durare la carriera il più lungo possibile. Beh, cambia nel senso che c'è una persona importante che dipende da te e a cui vuoi un bene indescrivibile, perché prima di diventare padre non avevo proprio idea di quello che sarebbe stato e ogni giorno cresce sempre di più questo sentimento, quindi è un bel cambiamento che però ne vale la pena. Prima di arrivare l'ho sempre ammirata da fuori come una piazza calda per il calcio, la città la conoscevo poco, però quando l'ho vista è stato subito un bel impatto perché è una bellissima città. Io ho preso casa un po' fuori, quindi perché mi piace stare anche un po', come si dice, un po' isolato, nel senso di stare con la mia famiglia tranquillo, avere lo spazio necessario anche per girare tranquillo con loro e mi sono trovato molto bene, con i compagni pure, perché anche quello è molto importante quando arrivi in una squadra nuova, quindi ci sono state tutte le premesse per trovarsi bene qui e anche con lo staff, con i dirigenti, ma anche con la gente in generale. Beh, insomma, sarei bugiardo se dicessi che non mi fa nessun effetto, ovviamente mi dispiace perché la mia città, per tutti i motivi che ho detto prima, la mia città è la squadra dove sono cresciuto e comunque la squadra a cui sono legato, quindi spero vivamente che si possa salvare. Sì, adesso siamo un po' più verso i playoff, diciamo, quindi abbiamo fatto un buon percorso, anche se come dici te probabilmente ci manca quel filotto di vittorie consecutive che ti potrebbero fare veramente fare il salto di qualità, nel senso di cambiare proprio obiettivo.